Andiamo quindi a vedere la composizione della prima serie della 4% femminile, con in corsia 2 la formazione del Bentegò di Verona con Luna Castagna, Alessia Corbetta, Martina Cerniak e Iodalis Herrera Abreu. In corsia 3 CUS Trieste con Carolina Bertoldo, Irene Giovannini, Nicla Mosetti e Adriana Pizzuti. In 4 la formazione della San Giacomo Banca della Marca con Anna Bonsembiante, Martina Mazzuia, Caterina Bellio e Stefania Chizzali. In corsia 5 c'è la formazione dell'Atletica 2000 con Erika Baldassi, Eva Danna, Noemi Miotto e Sintayeu Vissa. In corsia 6 Bentegodi ancora con Alice Zantedeschi, Anna Coltro, Alice Murari e Irene Bertoni, e io starei attenta a questa formazione perché è la formazione più agguerrita tra quelle in gara. Dovrà guardarsi probabilmente dall'altra formazione della Bentegodi e forse anche da CUS Trieste, che non è male come formazione. Terminata la gara del disco, intanto dobbiamo vedere la misura di Chiara Rosa in questo quinto lancio, ancora al di sopra dei 17 metri probabilmente. Vediamo se lo sguardo, no, l'occhio non mi inganna. Sì, sopra i 17 metri, 17,42 ancora, manca probabilmente il picco particolare, vediamo se riuscirà Chiara a raggiungerlo nell'ultimo lancio, ma diciamo che questo improvviso calo di temperatura sicuramente non favorisce l'esplosività degli atleti, quindi nemmeno neanche quello di Chiara Rosa ovviamente. Terminata anche la gara del triplo e quella dell'asta. Ora per quanto riguarda i concorsi non dovrebbero esserci più gare, avremo solo gare di corsa, quindi le staffette, poi le siepi e poi concluderanno il programma odierno le 2 gare dei 1500, prima femminili e poi maschili. Si stanno piazzando le concorrenti, intanto si sta misurando il lancio nel peso di Cristina Corona della Piave 2000, che ha ottenuto un 9,76 per l'atleta trevigiana, bellunese, chiedo scusa, e va ora in pedana invece con numero 6 Alessia Romano, Bruniera, Friuli Tagli. Vediamo la misura della Roman. (9,19). Quella che è in pedana in questo momento invece è per l'atletica Samp Nicole Scapolo, giovane allieva della Samp, che ha un personale di 10,93. Vediamo col peso da 4 cosa riuscirà ad ottenere la giovane. 10,93, 9,99, un centimetro di sotto dei 10 metri. Sarà ora il turno di malinteso tra i giudici in questa
prima partenza dei metri della 4%. Ancora non sono pronti i cambi, quindi sarebbe stato un disastro. Speriamo che tutto si risolva in tempi brevi. Intanto vediamo il lancio di finale, l'ultimo lancio della Marcon, Silvia Marcon della Silca Conegliano, che sembra nullo. E vediamo Elena De Lazzari della Sindustria Padova al suo ultimo lancio. Mentre parte la prima serie della 4% donne. Bentegodi, Cus Trieste, Nuova Atletica San Giacomo, Banca della Marca, Atletica 2000 e Bentegodi ancora dalla seconda alla sesta corsia. La 4% donne. L'avvio più veloce, come dicevo da pronostico, è quella della Bentegodi in la formazione che c'è in sesta corsia, rischio di cambio. Rischio cambio, Cus Trieste che comunque si sta molto ben comportando in corsia 3. Ancora Bentegodi in sesta corsia, Cus Trieste che grazie anche a un cambio poco felice del Bentegodi in corsia 6 si avvicina, ma è sempre Bentegodi al comando che mette ora in azione Irene Bertoni, e nel frattempo Cus Trieste si è portato al comando e va a vincere la formazione del Cus Trieste davanti alla Bentegodi, e poi l'altro Bentegodi 48,75 per il Cus Trieste, che non aveva presentato alcun tempo di accredito, quindi molto buono il comportamento delle ragazze del Giuliane del Cus Trieste. Qualche cambio poco felice da parte della formazione veronese ha permesso il rientro della formazione giuliana, quindi vittoria del Cus Trieste davanti a Bentegodi, 48,74 per il Trieste, e poi Bentegodi in 49,86. Ora si prepara la seconda serie della staffetta 4%. Direi di sì. Corsia 2, Treviso Atletica. Greta Padovan, Irene Zambon, Giulia Cesana e Silvia Cherchi. Corsia 3, San Giacomo Banca della Marca, Alessia Spinic, Ilaria Cavallin, Elena Bosetti e Elisa Cillotto. Corsia 4, Fondazione Bentegodi, Giulia Borghesani, Elisa Marini, Sofia Torin e Consuelo Mantovani. Corsia 5, Atletica Libertas Milano, Judith Romanello, Anna Montin, Sara Silvestri e Deborah Foffano. Corsia 6, Cus Trieste, Martina Zappi, Irine Giassi, Carolina Grandolfo e Sara Gergic. Ho sentito la presentazione da parte dello speaker di campo della seconda serie. La ripetiamo, in corsia 2 c'è Treviso Atletica con Greta Padovani, Irene Zambon, Giulia Cesana e Silvia Cherchi. In 3 Nuova Atletica San Giacomo, Banca della Marca, con Alessia Skriminic, Ilaria Cavallin, Elena Busetti e Elisa Cillotto. In 4 Bentegodi ancora con Giulia Borghesani, Elisa Marini, Sofia Turin e Consuelo Mantovani. In 5 c'è Libertas Milano con Judith Romanello, Anna Montin, Sara Silvestri e Deborah Foffano. In 6 Cus Trieste con Martina Zappi, Irina Giassi, Carolina Grandolfo e Sara Grcic. A occhio e croce direi che potrei fornire un pronostico, ma meglio lasciare forse in corsia 3 San Giacomo Banca della Marca, potrebbe essere la formazione più accreditata. Non c'è da attendere molto per vedere come andrà a finire, perché eccola che è partita la staffetta e subito
con Alessia Skriminic si è portata al comando la formazione in maglia rossa del San Giacomo Banca della Marca. Ora è impegnata Ilaria Cavallin, sono forse le due più quotate. Attenzione, purtroppo qualche problema al cambio per San Giacomo Banca della Marca, speriamo che siano riusciti a effettuarlo dentro la zona cambio. San Giacomo Banca della Marca con Lisa Cillotto che si tuffa verso il traguardo e va a vincere la formazione trevigiana. 50-26 il tempo, niente male direi. Con un cambio a rischio, vedremo se avranno qualcosa da dire in proposito i giudici di gara. Temo che ci sia qualcosa da dire, infatti vedo che c'è un giudice che si porta con un foglietto in mano verso la giuria d'arrivo e questo potrebbe significare squalifica della staffetta trevigiana che ha rischiato molto nel secondo cambio. Corsia 2, atletica Biotecna Marcon, Galletta Paolo, Gianpietro Gasparini, Federico Polo e Edoardo Calderaro. Terza corsia, Trieste Atletica, Gabriele Tini, Lorenzo Cristof Masucci, Aiu Badara Vagne, Andrea Parlante. Quarta corsia, Assi Industria Sport Padova, Tiziano Cecchetti, Leonardo Cecchetti, Marco Massaro e Farias Zin. Ora seguiremo due serie della 4% uomini, in realtà sono 7 le staffette in gara, ma purtroppo le corsie sono 6, quindi correranno in due serie diverse e nella prima serie avremo probabilmente le staffette più accreditate, almeno sulla carta, vedremo poi come andrà a finire. In corsia 2 c'è la formazione della Biotecna Marcon con Paolo Galletta, Gianpietro Gasparini, Federico Polo ed Edoardo Calderaro. Questi avevano ottenuto un buon tempo nella prima fase del campionato di società con 41,32. Poi in corsia 3 c'è l'Atletica Trieste con Gabriele Bini, Lorenzo Masucci, Aliu Wagner e Andrea Parlante. In 4 c'è, un attimo finisco di presentare, in 4 c'è la Industria Padova con Tiziano Cecchetti, Leonardo Cecchetti, Marco Massaro e Farias Zin. In 5 c'è Treviso Atletica con Mattia Enrici Maurizi, Leonardo Visentin, Giacomo Fiorindo e Nicola Biasuzzi. Qui Biotecna contro Assindustria direi, vedremo se l'occhio se poi il risultato sul campo mi darà ragione. E adesso mandiamo uno spot pubblicitario e poi vedremo cosa succederà in campo. Ok, allora abbiamo il risultato dei 400 maschili con la vittoria di Francesco Capellin davanti a Farias Zin. Capellin 47-45, notevole il suo progresso in questa stagione. Poi Farias Zin che è andato a conquistare la seconda piazza dalla seconda serie. Poi Federico Pivetta Bruniera con 49-53, Enrico Luciano Bruniera con 49-79, Luca Braga dell'Atletica Mogliana 49-94 e Lorenzo Christopher Masucci del Trieste Atletica con 49-95. Questi sono i tempi dei primi 6, cioè gli atleti che praticamente sono scesi al di sotto di 50 secondi per quanto riguarda i 400. Sono pronti per la staffetta, per la partenza da 4% gli atleti della prima serie, ma vediamo che ancora non sono pronte i cambi, non sono pronti ancora, quindi attendiamo ancora qualche secondo per la partenza di questa prima serie.
400 uomini. Ok. Parte la prima serie 4% uomini. Biotecno Marcon in 2, Trieste Atletica in 3, Assindustria Padova in 4 e Treviso Atletica in corsia 5. Partenza valida, cambi permettendo, dovrebbe essere una questione fra Biotecna e Assindustria Padova. Infatti l'Assindustria Padova ha una partenza molto veloce, ora mette in campo Leonardo Cecchetti, i fratelli Cecchetti per l'Assindustria Padova, che è nettamente al comando. Attenzione, purtroppo qualche problemino forse al cambio, ma speriamo, mentre sta rinvenendo Atletica Trieste. Assindustria Padova che mette in moto Farias Zinner e si invola Farias verso il traguardo e l'Assindustria va ad aggiudicarsi questa prima serie con un 42,60. 42,60 è un tempo che può anche essere migliorato dai giovani dell'Assindustria, perché un problemino al secondo cambio ha un po' pregiudicato il tempo di questa prima serie. Nella seconda serie in corsia 2 c'è Atletico 2000 con Andrea Paron, Massimo Sicondolfi, Fabio De Valentin e Stefano Di Lorenzo. In 3 Atletica Nevi con Enrico Serato, Michelangelo Stefani, Luca Zampieri, Elia Bottazzo. In 4 Athletic Club 96 con Andrea Trionfo, Alessandro Monte, Alessandro Bramafarina e Gualtiero Bertolone. E questa dovrebbe essere la formazione favorita di questa seconda serie. Trieste Atletica. Adesso si prepara la seconda serie. In corsia 2 Atletica 2000, Andrea Paron, Massimo Sicondolfi, Fabio Di Valentin e Stefano Di Lorenzo. Corsia 3 Associazione Atletica Nevi, Enrico Vediamo Serato, Farias Zin Michelangelo che ha Stefani, qualcosa da dire in tribuna. Zampieri, Elia Non è Bottazzo. ovviamente soddisfatto di questo risultato, anche se la sua frazione è stata ineccepibile ovviamente. Alessandro Monte, Alessandro Bramafarina, Gualtiero Bertolone. Seconda serie 4% uomini. Al termine di questa seconda serie avremo una serie unica con 2 atlete dei 3000 siepi femminili, con Ilaria Benetti e Sonia Lopez Conceição, due atlete che tutto sommato sono di buon valore, 2 sole ma di buon valore in questa gara molto difficile da interpretare. Per la verità ce n'erano altre iscritte, ma evidentemente hanno dato forfait. Siamo in attesa che siano pronti i singoli frazionisti nelle zone cambio per la partenza della seconda serie della 4% uomini. Nel frattempo possiamo dire che, a dispetto delle previsioni, il tempo ha retto abbastanza bene, anche se il vento ha in qualche modo compromesso diverse delle gare del programma odierno. Domani seconda giornata, non ci sarà la diretta streaming, però avremo altre gare interessanti in questa seconda giornata. E poi ricordo che la prossima trasmissione in streaming è prevista per il giorno 29 di giugno,
nella terza prova del campionato di società assoluto a Bassano del Grappa, che è terza prova che è anche valida come campionato regionale individuale, quindi una gara estremamente interessante anche per il panorama dell'atletica veneta, quindi da seguire la diretta streaming della prima giornata di questa ultima, direi ultima gara importante a livello del Veneto, anche se poi ci sono dei meeting interessanti da seguire nel Veneto. Ricordo così a occhio il Memorial Fallai a Conegliano, poi il meeting di Ponzano Veneto, meeting giovanile di Abano Terme, il trofeo Santinello, quindi gare di buon livello che andranno a terminare, diciamo così, la prima parte della stagione, anche se poi c'è tutto un nutrito programma di gare a livello nazionale. Ricordiamo prima fra tutti il campionato italiano della categoria allievi in programma il prossimo weekend a Rieti, e poi dal 18 al 20 di luglio nel nuovo impianto di Rovereto il campionato italiano assoluto, che è una novità assoluta per quanto riguarda la terra trentina, perché un campionato italiano assoluto a Rovereto non era mai stato disputato, e diciamo che la collocazione può essere anche diciamo, abbastanza interessante per il livello tecnico che può assumere la manifestazione, in quanto il clima sicuramente sarà più clemente che non ad effettuare i campionati a Cagliari o a Roma, e quindi questo potrebbe favorire anche, sempre se le situazioni atmosferiche saranno accettabili, i buoni risultati di questa manifestazione. Ricordo campionati assoluti a Rovereto dal 18 al 20 di luglio. Mentre è partita la formazione, la seconda serie della 4%, e come da pronostico vediamo la formazione della provincia autonoma di Bolzano, l'Athletic Club 96 a Espa, che è nettamente avanti, una formazione che potrebbe anche vincere questa gara perché i singoli frazionisti sono di notevole livello. Ecco l'ultimo frazionista, Gualtiero Bertolone, che va a portare la sua formazione alla vittoria. Attenzione al tempo, 42,94, poco lontano dal tempo ottenuto dai vincitori dell'altra serie. E tra poco andremo a seguire i metri 3000 siepi. 3000 siepi. Hanno una calzamaglia nera, perché è stata smarrita una calzamaglia nera nella zona del peso. Grazie. 3000 siepi femminili. Dei 400 metri uomini. Mentre ora andiamo ad inquadrare il podio con la premiazione dei 400 uomini, due protagonisti, due atleti della Sinussia Padova, Federico Pivetta dell'Atletica Bruniera Fiorentagli nel terzo posto, poi Farias Zin che ha ottenuto un notevole miglioramento sul tempo di stagionale in questa gara, tempo 49,46. 49,46, e poi la vittoria indiscussa di Francesco Cappellin, che sta tornando ai suoi livelli. Lui è un personale poco superiore ai 46 secondi netti, quindi sta crescendo proprio nel momento giusto della stagione per portarsi alle gare quelle importanti, quelle che poi chissà potrebbe essere anche tra i selezionati per la 4x400 ai campionati europei. Non si può mai dire, perché Francesco Cappellin ne ha fatte vedere di cose interessanti nelle passate stagioni e potrebbe anche fornire qualche risultato utile proprio per l'inserimento dello stesso nella staffetta. 47-45 è un ottimo tempo che è ottenuto anche in queste condizioni non ideali di tempo e senza avversari particolari, fa presagire un'ulteriore crescita nel proseguo della stagione.
ovviamente la sua preparazione è chiaramente puntata ai campionati italiani per poi eventualmente riuscire ad arrivare alla staffetta 4x400. Francesco Fiorio, Fondazione Bentegodi e Dordic, Biotecna Marconi. E arrivano i fogli gara dei metri 1500, dei 3000 siepi maschili e anche i risultati. Vediamo qualche risultato intanto finché si preparano le concorrenti dei 3000 siepi. Abbiamo il risultato del triplo uomini con la vittoria di Dorde Dordic della Biotecna Marcon 13,72 davanti a Francesco Fiorio del Bentegodi con 13,05, Gabriele Pirro della Atletica Malignani con 13 metri esatti, Riccardo Pagan della Aristide Coin con 12,99, Lucas Perticaro della Vicentina con 12,88 e Federico Ponzin, questi sono i primi 6 della Sindustria Padova, giovane allievo che ha ottenuto 12,48. Per quanto invece riguarda il disco uomini, vittoria di Costantino Ughi del Bruniera Fiorentagli con 46,25, quindi primato stagionale per lui, davanti al giovane Filippo Vaidanis, junior dell'Atletica Vicentina, al primo anno di categoria con 43,01, poi Luciano Zerbini che ancora si fa rispettare con 39,25, Diego Benedetti, Zerbini per la Bentegodi, Diego Benedetti dell'Atletica Ponzano con 39,18, Federico Fiorini Bentegodi ancora con 37,76, Igor Ardetti del Trieste Atletica con 35,84. Questo era il risultato della gara di lancio del disco, mentre stanno per partire i 3000 siepi femminili con due atlete veronesi, Sonia Conseisao Lopez, che è una veronese in forza alla Bruniera Fiorentagli, e poi c'è una modifica perché sono 3 le concorrenti. C'è Erika Pitau della Bruniera Fiorentagli con Sonia Lopez Conseisao e Ilaria Benetti. Queste sono le concorrenti che dovrebbero dar vita ai 3000 siepi femminili che partiranno tra poco. A seguire poi ci saranno i 3000 siepi maschili e il gruppo dei concorrenti è un po' più folto. Luciano Zerbini è invitato qui per la premiazione. Il salto triplo, invito Gabriele Pirro, Atletica Malignani Libertas, Francesco Fiorio, Fondazione Bentegodi e Dorde Dordic, Atletica Biotecna Marconi. Con le premiazioni del disco uomini premia sempre il presidente di Atletica Biotecna Marcon. Al terzo posto Luciano Zerbini, Fondazione Bentegodi, 39,25. Mentre vediamo la premiazione del lancio del disco, al terzo posto ci sarebbe Luciano Zerbini, ma questo è Giorgio Mantovani, è uno storico dirigente dell'Atletica Bovolone che è anche dirigente ovviamente della Bentegodi, e vediamo il giovane Filippo Vaidanis e Costantino Ughi che non è andato molto lontano dai 50 metri, questo
atleta del 91, quindi non molto anziano, cioè, ha ancora tempo per crescere questo giovane friulano che si sta avvicinando piano piano alle misure di interesse anche nazionale, con oltre i 50 metri siamo in misure di interesse nazionale. Atletica Malignani Libertas.